Buonasera a tutti, siamo in collegamento per il Job Orienta Digital Edition, l'evento conclusivo tra quelli organizzati dall'Ufficio Scolastico Regionale per il Veneto. Sono Mario Tedesco, dirigente scolastico distaccato presso l'USR Veneto e abbiamo l'opportunità di illustrare le azioni e le partnership dell'Ufficio Scolastico Regionale per il Veneto per lo svolgimento delle attività di percorsi per le competenze trasversali e l'orientamento nell'ambito della formula della didattica digitale integrata che, come voi tutti sapete, è stata resa necessaria dalla emergenza sanitaria tuttora in atto e che speriamo che progressivamente possa offrirci spazi maggiori sempre più di normalità. Quest'oggi abbiamo pertanto la dottoressa Fasan della Università degli Studi di Padova, Buongiorno. abbiamo il dottor Massimiliano Badino del Servizio Orientamento e Tutorato dell'Università di Verona. Buongiorno. Abbiamo le dottoresse Silvia Cavallin e la delegata del rettore, dottoressa Francesca Ror dell'Università Ca' Foscari di Venezia. Buonasera. Abbiamo il professore Enrico Bacchetti dell'Istituto Veneto di Storia della Resistenza, sezione di Belluno. Buonasera. Abbiamo il dirigente tecnico Roberto Gaudio dell'Ufficio Scolastico Regionale per il Veneto. Buonasera. E il dottor Federico Callegari che rappresenta la Camera di Commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura delle province di Treviso e Belluno. Buonasera. E come ultimo relatore svolgo un intervento sulle attività dell'equipe formativa territoriale che è composta da 9 docenti e mette in pratica le azioni del Piano Nazionale Scuola Digitale e anche qui vedremo le applicazioni per lo svolgimento delle esperienze dei percorsi per le competenze trasversali e l'orientamento. Quindi cedo la parola immediatamente alla dottoressa Erika Fasan che presenterà le esperienze di partnership in PCTO per l'Università di Padova. Prego, dottoressa. Buongiorno a tutti e grazie per l'invito. Solo due parole di premessa che penso siano condivisibili anche dai colleghi degli altri atenei, ovvero l'importanza reciproca dei percorsi per le competenze trasversali e l'orientamento tanto per gli atenei quanto per le scuole, non solo come strumento di conoscenza reciproca, soprattutto per quanto riguarda il segmento della fase di transizione tra la scuola superiore, l'università o il mondo del lavoro, ma anche come possibilità per i due soggetti in campo di entrare uno ciascuno nelle logiche dell'altro, quindi assumendone anche processi e modalità operative. E per quanto riguarda gli atenei, l'Ateneo di Padova in particolare, perché io rappresento Padova, è la possibilità di calarsi ulteriormente nel territorio in cui già è radicato e opera, e soprattutto in ottica di attività di terza missione degli atenei, e di presentarsi alle scuole e agli studenti non solo come ente formativo ma anche contesto lavorativo in cui gli studenti si possono cimentare. E la possibilità quindi di coprogettare dei percorsi che non solo riflettano la varietà delle realtà che convivono in un ateneo molto grande come quello di Padova, che conta 186 corsi di laurea, 8 scuole di ateneo, ma anche la possibilità appunto di una gestione in parte condivisa, almeno per una piccola parte, dei processi e delle attività. Inevitabilmente l'ultimo anno, con la sospensione di tutte le attività in presenza, ha portato ad un'interruzione di quel ciclo virtuoso di collaborazione tra scuole e ateneo che si era consolidata soprattutto a partire dalla legge sulla buona scuola del 2015. Ma come per la gran parte delle proprie attività, l'Università di Padova, come pure gli altri atenei, è stata pronta a rimodulare le proprie attività per una nuova trasmissione da remoto. Partirei con
la mia condivisione, sono solo 2 slide, solo per mostrarvi un po' com'è il processo di costruzione delle attività di... Prego? Mi si- Sì, la sentiamo. Non mi sentite? No, no, la sentiamo, Ah, prego. scusa, mi sentite? Sì, allora, dicevamo il processo di percorsi per le competenze trasversali e l'orientamento all'Università di Padova parte da una condivisione con le scuole per quanto riguarda le esigenze formative e orientative nell'ottica di aumentare progressivamente i gradi di coprogettazione con le scuole, di sviluppare percorsi presso i dipartimenti, gli uffici e i centri di Ateneo, di gestione di una piattaforma che poi vedremo per la presentazione dei percorsi, la candidatura degli studenti e l'assegnazione dei percorsi stessi, la gestione amministrativa che va dalla convenzione al progetto formativo alla documentazione finale e proprio a seguito della sospensione delle attività in presenza anche la condivisione di ulteriori seminari e materiali sincroni e asincroni che non nascono come attività di PCTO ma che comunque rendiamo disponibili alle scuole che possono utilizzarle nella loro formazione propedeutica ai fini proprio dei PCTO. I contesti nei quali gli studenti vengono accolti in Ateneo sono l'area della ricerca, l'area tecnico-scientifica, l'area museale. L'Università di Padova accoglie numerosi atenei in rete, il CAM è il centro di Ateneo per i musei, l'area comunicazione e digital learning, quindi andiamo da percorsi presso l'ufficio stampa a percorsi presso gli uffici che si occupano di produzione video o di contenuti per il web, l'area convegni e seminari. Molti studenti hanno preso parte, quando era possibile realizzare eventi in presenza, all'organizzazione appunto di grandi eventi, di convegni e di seminari. Percorsi nell'area amministrativa e didattica, quindi di supporto alle molte segreterie didattiche dei dipartimenti e delle scuole, ma anche di supporto alle attività degli uffici dell'amministrazione centrale, penso allo stesso ufficio a cui appartengo io, quindi i servizi agli studenti, piuttosto che alle segreterie studenti, piuttosto che alle aree delle relazioni internazionali. E infine, al pari dei musei, l'Ateneo ospita molte biblioteche, anch'esse in rete, il CAB è il centro di Ateneo per le biblioteche e molti sono i percorsi che vengono ospitati anche nelle biblioteche. Qualche esempio di percorso che è già pronto a partire è anzi, abbiamo già fatto qualcosa in digitale quest'estate e so che sono stati presentati nella tavola rotonda precedente proprio perché avevano ottenuto un buon successo sia in termini di qualità dell'esperienza ma anche proprio come attività pionieristica. Quelli pronti a partire anche quest'anno sono il percorso Non è roba per donne in collaborazione con la Fondazione IBM, ovvero si tratta di seminari virtuali nelle quali che hanno l'obiettivo di avvicinare le studentesse a discipline tradizionalmente considerate maschili come le STEM, in particolare l'informatica, e quindi sotto la guida appunto di esperte di IBM le studentesse potranno imparare a realizzare un chatbot, quindi un software che simula la conversazione tra uomo e macchina. Asiago è un percorso in collaborazione con l'Osservatorio di Asiago, che appunto fa parte della rete dell'Università di Padova, è un percorso che è sempre molto apprezzato dagli studenti, tant'è vero che ne abbiamo già aperto un secondo turno proprio per i prossimi mesi, consta di lezioni teoriche ma anche di osservazioni al telescopio, infatti prende il nome proprio da uno dei 2 telescopi che viene utilizzato in questo seminario. I ragazzi quest'anno verrà fatto 2 turni durante le vacanze di Natale proprio per sfruttare le notti più buie e più lunghe dell'inverno, potranno osservare alcune stelle e i pianeti del Sistema Solare. Philosophy for Community è un percorso di incontri del Dipartimento di Filosofia, Sociologia, Pedagogia e Psicologia applicata dedicati alla pratica della Philosophy for Children, quindi del filosofare anche con i bambini di tenera età. Il progetto presso il Dipartimento di Scienze Economiche Aziendali prevede delle attività di supporto alla segreteria didattica di un dipartimento che si caratterizza per una sua vocazione particolarmente internazionale, quindi lo studente sarà calato in una serie di attività che terranno conto anche appunto dell'ottica internazionale del Dipartimento. Il percorso, la biblioteca di psicologia Fabio Metelli, fare ricerca in biblioteca e nel web è stato
pensato come un webinar in più episodi dedicato a tematiche come le opportunità ma anche le insidie della ricerca nel web, e sappiamo tutti quanto siano temi particolarmente significativi per i ragazzi che si accingono a muoversi nei motori di ricerca, ma anche al realizzare una tesina, realizzare una bibliografia e poi a conoscere più nello specifico i linguaggi delle biblioteche e delle biblioteche digitali. L'informazione giuridica come strumento per una cittadinanza attiva è ospitato dalla Biblioteca Centrale di Giurisprudenza e permette agli studenti di conoscere le principali banche dati dei principali organi istituzionali e familiarizzare anche con i linguaggi del diritto. Infine, dalla terra al museo, oggetti, metodologie e strumenti dell'archeologia contemporanea è un percorso di seminari ed esercitazioni pratiche guidate dal Museo di Archeologia e dal Dipartimento di Beni Culturali. Questi e gli altri percorsi che via via saranno implementati, perché come dicevamo prima è un percorso che sta nascendo ma che comunque verrà sviluppato anche nei prossimi mesi. Le scuole, gli studenti che ci stanno ascoltando li possono trovare alla nostra pagina dedicata che presenta una breve descrizione dei percorsi, dei riferimenti giuridici, un accesso a parte per il progetto NERD di cui vi parlavo prima, proprio perché è in collaborazione con IBM e quindi ha una gestione diversa delle prenotazioni, e poi invece tutti gli altri percorsi sono caricati in questa piattaforma che abbiamo implementato da un paio d'anni, che i docenti che sono in ascolto probabilmente conoscono perché molti hanno candidato i loro studenti. È una piattaforma molto semplice, il docente interessato, il referente PCTO, può caricare i dati della sua scuola, i suoi dati personali e poi scegliere un percorso da un catalogo che è diviso per scuole, le 8 scuole di Ateneo di cui parlavo prima, poi la rete dei musei e delle biblioteche, uffici e altre strutture di Ateneo. Qui ad esempio trovate i 3 percorsi di cui facevo riferimento, una breve descrizione in PDF e la possibilità per il docente di scegliere uno o più percorsi e caricare attraverso un Excel di anagrafica i dati dello studente e degli studenti che vengono candidati, che sono interessati a questo percorso. Abbiamo snellito la parte iniziale di candidatura, poi comunque siamo processi che fanno sempre riferimento a persone, quindi la parte finale di assegnazione dei percorsi e di condivisione poi delle possibilità effettivamente viene sempre lasciata al personale degli Atenei. E io con questo ho concluso. Perfetto. No, ringraziamo la dottoressa Fasan che ha illustrato le opportunità dei PCTO per l'anno scolastico 2020-21 con l'Università di Padova, e adesso torniamo virtualmente e non solo a giocare in casa, e cedo la parola al dottor Massimiliano Badino del settore orientamento e tutorato dell'Università. Prego, dottor Badino. Sentite? No, ecco, adesso mi sentite, scusate. Sì, io sono Massimiliano Badino, sono il co-delegato per l'orientamento dell'Università di Verona, mi occupo di orientamento da quando si è insediata la nuova governance. Per noi, per l'Università di Verona, l'orientamento è strategico e lo si può vedere anche dal fatto che quest'anno abbiamo avuto un aumento delle matricole, degli immatricolati molto lusinghiero, perché è stato un più 26%, che ha dimostrato che la nostra passione, che la nostra voglia di fare del buon orientamento, di aiutare gli studenti nella loro scelta, insomma, poi alla fine paga ed è stata riconosciuta come tale. L'Università di Verona non ha una lunghissima tradizione nel PCTO come i colleghi di Padova. Avevamo fatto una sorta di falsa partenza, purtroppo, perché eravamo prontissimi a partire nel febbraio scorso, proprio subito prima che arrivasse il lockdown, che ci ha un po' costretto a rimodulare tutto quanto, come diceva anche la collega, a riorganizzare la nostra didattica, e quindi insomma abbiamo superato questa prima fase di turbolenza e stiamo veramente partendo davvero in questo anno
in questo anno. Diciamo che ci sono tre grossi ambiti in cui noi stiamo cercando di organizzare le nostre attività di PCTO. L'ambito più grande di tutti è il progetto Tandem, che è un po' il nostro fiore all'occhiello, un progetto che va avanti da tanti anni e che adesso passa anche a giocare, per così dire, sul campo del PCTO. Il progetto Tandem, come tutte le attività di PCTO che stiamo progettando anche per i prossimi mesi, è diventato un progetto completamente digitale, un progetto che si svolge online e questo fatto ha in un certo senso ancora più magnificato le sue potenzialità perché il progetto Tandem, la cui iscrizioni si chiuderanno al 9 di dicembre, ha in questo momento circa 12.000 iscritti, 12.000 studenti che si sono già iscritti per seguire le lezioni, i piccoli corsi, i piccoli percorsi di cui il progetto Tandem si compone. Ci sono più di un centinaio di scuole coinvolte, ci sono più di 500 docenti che hanno deciso di iscriversi al progetto Tandem come forma di aggiornamento, di perfezionamento. E il progetto Tandem funziona è anche valido per i progetti di competenze trasversali e orientamento. Troverete sulle pagine dedicate dell'Università di Verona dedicate al progetto Tandem, troverete le varie competenze che possono essere associate ad ogni specifico corso. Poi abbiamo all'Università di Verona anche attivi dei progetti POT, i cosiddetti piani orientamento e tutorato, e da molti più anni ovviamente i progetti PLS, il piano lauree scientifiche, che a partire da quest'anno offriranno dei progetti anche di PCTO. I progetti POT, i progetti di orientamento e tutorato riguardano soprattutto corsi di studio dell'area umanistica, economica e anche giuridica, mentre ovviamente i PLS, i piani lauree scientifiche, si rivolgono alle lauree di ambito scientifico, di area scientifica. Poi, in aggiunta a questi, sia il PLS che il Tandem sono ovviamente molto rodati, anche se adesso, solo in questo anno, verranno veramente giocati sull'ambito PCTO, i POT invece si stanno costruendo, si stanno facendo in un certo senso le ossa. Sapete forse no che ci sono, per ovvie ragioni, diciamo, sanitarie, piccoli problemi di rifinanziamento, più che altro piccoli problemi procedurali di finanziamento di questi progetti, però confido che con l'anno gennaio partiranno tutti quanti. E poi c'è un terzo ambito che invece è più specifico, come ricordava anche la collega, i PCTO non riguardano soltanto per così dire, la ricerca, ma possono riguardare anche altri comparti dell'università e anche l'area amministrativa, i nostri vari centri di Ateneo, quelli che si occupano di aspetti legati alla didattica, quelli che si occupano di aspetti legati in generale all'insegnamento, il CLA con il Centro Linguistico Ateneo, ad esempio. Ognuno di questi l'idea fornirà possibili progetti. Stiamo cercando di raccogliere tutte le offerte, tutte le idee, ce ne sono parecchie, è vero, però l'idea è di raccoglierle in un unico contenitore, un unico portale che speriamo sarà disponibile molto, molto presto, però in ogni caso il mio invito, diciamo, l'invito in questo caso è di mettervi in contatto con l'ufficio orientamento, guardare la nostra pagina web che è aperta ai futuri studenti e in ogni caso mettervi in contatto con l'ufficio orientamento dell'Università di Verona in cui siamo felicissimi di fornirvi ulteriori informazioni e anche di fornirvi eventualmente i recapiti degli indirizzi delle persone a cui potete rivolgervi per avere informazioni più specifiche. Io chiuderei qua, vi ringrazio moltissimo di questo
questi PCTO, che come ho detto sono anche un po' sperimentali sotto alcuni aspetti all'Università di Verona, però noi ci crediamo un sacco, ci crediamo veramente tanto e quindi vi ringrazio molto di questa opportunità. Bene, dottor Badino, grazie a lei per aver illustrato le opportunità dell'Università di Verona per il PCTO e passiamo ad un altro prestigioso e dinamico Ateneo del Veneto, l'Università Ca' Foscari di Venezia, con la dottoressa Pallin e la dottoressa Ror. Prego. Buonasera, grazie. Io sono Francesca Ror, sono la delegata della nostra rettrice, la professoressa Lipiello, ma ero delegata anche del precedente rettore, quindi la mia attività è iniziata, diciamo, più o meno contestualmente allo sviluppo delle attività allora alternanza scuola-lavoro. Ca' Foscari ha maturato un'esperienza molto lunga nell'organizzazione di attività specifiche di alternanza scuola-lavoro prima e poi attualmente di percorsi per le competenze trasversali e per l'orientamento. In questi anni, appunto dal 2015, abbiamo coinvolto nelle nostre attività oltre 4.000 studenti e siamo in convenzione con più di 90 istituti scolastici, quindi è un'attività molto articolata e che ci impegna in collaborazione con tante scuole. Ecco, la nostra offerta si è tradotta in questi anni in attività di due diverse tipologie. Da un lato delle esperienze, come ha anche l'Università di Padova, e sento appunto adesso con piacere fare anche l'Università di Verona, esperienze di lavoro nelle nostre strutture e nei nostri uffici, cioè l'università naturalmente è un luogo di ricerca, ma è un luogo anche di lavoro. E in questo caso la collaborazione del personale tecnico-amministrativo è stata prioritaria. Ma poi offriamo agli studenti anche delle attività formative di avvicinamento alle professioni, e in questo caso entrano in gioco i nostri docenti. Qual è il valore, a nostro parere, delle attività di PCTO e prima ASL presso il nostro Ateneo? Beh, a nostro parere l'università offre la possibilità di coniugare due momenti formativi per gli studenti. In un primo momento consente cioè di acquisire delle conoscenze teoriche, conoscenze necessarie per accostare alcune realtà professionali attraverso degli incontri appunto gestiti da docenti universitari che quindi sono garanti in qualche modo della competenza disciplinare e dell'aggiornamento continuo. In un secondo momento, questa esperienza in università permette allo studente di tradurre queste conoscenze in competenze e quindi di realizzare in proprio, ad esempio, un project work che consente allo studente appunto di entrare veramente nella materia, nell'argomento. Allora, questa esperienza che si articola in due momenti, come vi dicevo, rappresenta a nostro parere anche un importante momento di orientamento. Perché attraverso ASL e PCTO pensiamo che lo studente debba avere anche l'opportunità in seguito di compiere una scelta consapevole del proprio percorso universitario e dei propri obiettivi professionali. Questo è quanto, diciamo così, abbiamo fatto finora con attività soprattutto in presenza. Naturalmente per il futuro e per il presente guardiamo anche ad attività soprattutto da remoto. Allora dicevo per il presente ma anche per il futuro, perché adesso è una necessità lavorare non in presenza, però vogliamo anche intendere questo momento come un'opportunità per organizzare nel futuro sia attività in presenza sia attività da remoto che hanno anch'esse un loro valore importante. Lascerei la parola a Silvia Cavallin che illustri un po' in dettaglio, pur nella brevità dello spazio che abbiamo, come tutti, le attività di quest'anno. Grazie, non so se si sente. Sì, sì. Sì. Come anticipato dalla professoressa Ror, le nostre attività in questo momento appunto sono tutte online. Confidiamo di poter eventualmente in estate proporre anche delle attività in presenza come sempre è stato, ma nel frattempo abbiamo appunto ideato diversi percorsi nell'ambito dell'area umanistica e beni culturali, un progetto sull'educare con l'arte per far conoscere ai ragazzi il tema della didattica museale, questa nuova frontiera
da utilizzare all'interno di musei, pinacoteche per avvicinare il fruitore alle opere d'arte, 2 progetti in ambito archeologico, uno con una nuova di scavo, diversa dal solito, lo scavo in laboratorio fatto sulla necropoli orientale di Padova, e poi l'altro progetto dedicato alle varie forme di archeologia presenti presso il nostro dipartimento, quindi poter conoscere attraverso figure di archeologi diversi le varie modalità di approccio e anche competenze diverse. Il Dipartimento invece di Filosofia e Beni Culturali, grazie anche alla attività insomma, di questi anni con il Master in Consulenza Filosofica, propone agli studenti di imparare appunto la consulenza filosofica attraverso sportelli, simulazioni di sportelli e attività di gruppo. Sempre nell'ambito umanistico abbiamo anche una modalità per approcciarsi alla linguistica in modo differente con il Noti Griffini, che è un approccio alla lingua greca moderna ma a partire dalle origini, quindi dal greco antico per arrivare ai nostri giorni, e al linguisti in erba per comprendere e spiegare il rapporto tra lingua e società attraverso esempi antichi e contemporanei e far lavorare i ragazzi anche sulle nuove forme di comunicazione. E nello specifico abbiamo altre proposte in ambito comunicazione ed eventi, le prime 2 proposte dal Centro Studi sulle Arti della Russia, il progetto di sottotitoli in film russi di recente produzione, e immedesimarsi anche con l'organizzazione di eventi culturali e quindi imparare il management delle organizzazioni culturali, le mostre, gli eventi, le lezioni cinematografiche. Poi un altro progetto dove c'è una forte collaborazione tra 2 dipartimenti, quello di management e quello di studi umanistici e anche con Science Gallery, per la ricostruzione e diciamo, far lavorare i ragazzi sulla raccolta di storie orali su quell'evento terribile che abbiamo vissuto appunto un anno fa della grande acqua alta, per costruire appunto un archivio digitale di memoria collettiva. Passando invece all'area scientifica e tecnologica, i ragazzi potranno entrare, anche se solo virtualmente, all'interno dei nostri laboratori di chimica, di fisica, di biologia, per conoscere il mestiere, diciamo, del ricercatore scientifico e quindi poter, anche attraverso dei quiz, comunque dei lavori di gruppo e delle restituzioni da parte dei nostri docenti e ricercatori, entrare appunto nei laboratori e imparare le scienze. Anche informatica propone dei laboratori sull'intelligenza artificiale, quindi la programmazione in Python, laboratori sulla sicurezza informatica e anche poter progettare e realizzare un sito web partendo dalla valorizzazione del territorio. I ragazzi potranno anche utilizzare degli strumenti multimediali, quali il MOOC, per poter seguire dei corsi in genere di 4 settimane, in cui lo studente può comunque interagire attraverso un forum con il docente, utilizzare materiali e poi anche fare una prova per vedere se ha appreso le competenze. Come attivare quindi una convenzione con il CTO? Il tutor scolastico potrà visionare insieme ai ragazzi le proposte appunto nel nostro sito web e poter poi controllare con il nostro tutor di Ateneo se vi sono posti disponibili e concordare l'attività nel periodo, negli orari possibili. Il tutor scolastico dovrà poi contattare il nostro servizio orientamento per verificare se è già attiva una convenzione oppure avviare un iter di stipula e successivamente poi trasmettere i documenti, il progetto formativo, registro ore per poter avviare l'attività. Questa è la nostra pagina dove potete appunto visionare tutti i progetti attivi, ne verranno implementati altri nelle prossime settimane e appunto come vedete nella scheda di dettaglio potete trovare la descrizione dell'attività e soprattutto il nome del tutor di Ateneo che potrete contattare appunto tramite mail per poter capire se vi sono ancora posti disponibili. Potrete anche rivolgervi al nostro ufficio in caso appunto di bisogno di attivare la convenzione o di fare da tramite con i dipartimenti e quindi vi lasciamo i nostri riferimenti. Ringrazio. Molto bene, dottoressa Cavallin, molto bene, dottoressa Rohr. Quindi ringrazio il mondo dell'università, i rappresentanti delle università di Padova, Verona e Venezia che hanno illustrato in maniera
sintetica, efficace, ma oltremodo ricca la serie di opportunità per i PCTO in partnership appunto con le università, e passiamo invece all'Ufficio Scolastico Regionale del Veneto, con una delle sue articolazioni relative all'ufficio secondo che si occupa di offerta formativa, e abbiamo con noi il professor Enrico Bacchetti dell'IVESER, quindi Istituto Veneto di Storia della Resistenza. Prego, professore. Buonasera, buonasera a tutti. Confesso subito che fare un'estrema sintesi delle nostre attività sarà molto complicato, quindi vi chiedo subito perdono se sarò un po' superficiale e rapido. Vorrei condividere anch'io delle immagini, vi chiederei conferma se si vedono, perché io le immagini che sono state proiettate fino adesso non le ho mai viste, per cui non so se ho dei problemi io. Ecco Vediamo. qua. Voi riuscite a vederle? Sì, la Benissimo. condivisione è in atto, quindi prego, professore. Benissimo, allora gli istituti della Resistenza del Veneto in realtà fanno parte di una rete molto più complessa e articolata, una sessantina di istituti sparsi in tutta Italia. Da molto tempo vantano e godono del distacco di insegnanti, e proprio per questo, a maggior ragione per questo, sono molto vicini alle scuole e al problema della formazione degli studenti. Negli ultimi anni hanno anche lavorato abbiamo lavorato spesso per l'orientamento in uscita, quindi proponendo la cosiddetta alternanza scuola-lavoro, l'ex alternanza scuola-lavoro, proponendo attività per gli studenti. Da quest'anno cerchiamo di organizzare un'attività più condivisa anche su sollecitazione dell'ufficio scolastico, e questo ci ha permesso di elaborare alcuni percorsi condivisi, appunto. Beh, in primo luogo diciamo che ci si può rivolgere sia a studenti singoli che a studenti che a gruppi classe, diciamo così. Nel primo caso, qualora dovessimo intercettare degli studenti che singolarmente vogliono affrontare il PCTO nelle nostre strutture, li si potrebbe indirizzare verso la catalogazione dei libri, il riordino degli archivi, la ricerca storica sulla documentazione che gli istituti conservano. Naturalmente tutto questo previa formazione sommaria ovviamente, che non darà agli studenti certamente le competenze di un professionista, ma che consente loro di capire che cosa significhi lavorare all'interno di un istituto di ricerca storica, seppure basato sul volontariato. Diversamente, qualora si intercettassero intere classi, abbiamo pensato ad alcune aree tematiche su cui far lavorare i ragazzi. L'area dei documenti e delle fonti, abbiamo intitolato questo percorso Il mestiere dello storico. Si tratta di indirizzare i ragazzi verso le fonti, i documenti conservati negli istituti o anche i database presenti online, ma potrebbero essere anche archivi scolastici, per la creazione di ulteriori database oppure per riordinare materiale d'archivio, schedarlo. Insomma, capire che cosa significa prima di tutto un lavoro di riordino del materiale e poi una sua elaborazione, una sua prima elaborazione. Un altro percorso, Conosci il tuo territorio, potrebbe riguardare e potrà riguardare progetti di itinerari storici tematici, dal Risorgimento alla Resistenza, all'archeologia industriale, al tema dell'internamento, della deportazione, naturalmente con uno sguardo, come si capisce, più attento verso la contemporaneità, che è poi un tema molto importante, una questione molto importante, visto che spesso a scuola si fatica a raggiungere i tempi più vicini a noi. Tracce di memoria, nomi e biografie fra storia e memoria collettiva è un percorso invece che accompagna gli studenti a conoscere il territorio da un altro punto di vista, partendo sostanzialmente dall'odonomastica, attraverso la ricostruzione di biografie di persone più o meno note nel panorama cittadino o del luogo in cui che si sceglie di elezione, diciamo così, del percorso del PCTO.
Un'altra area è quella che riguarda più strettamente la storia dei luoghi, quindi abbiamo pensato a percorsi come Bombe sulla città, la città e le sue mura, la città e le sue acque, e quindi qui si confrontano con un territorio e alcuni suoi tratti più peculiari. Naturalmente laddove questo sia possibile, intendo dire, la città e le sue mura è un percorso molto bello, ma è chiaro che se lo possiamo fare a Treviso, non altrettanto lo si potrà sviluppare a Belluno, dove di mura ormai non resta più nulla se non piccoli lacerti. D'altra parte, se pensiamo a questi percorsi da svolgere non solo in presenza ma anche in via telematica, è chiaro che anche uno studente di Belluno può cimentarsi su un percorso di questo tipo che riguarda la città di Treviso. Infine l'ultimo percorso riguarda l'associazione simulata. Ai ragazzi si spiega che cosa significa stare all'interno di un'associazione. Tutti gli istituti storici sono delle associazioni di promozione sociale, si basano essenzialmente sul volontariato, si fa capire loro quali sia la strutturazione, l'organizzazione, come nascano, quali siano le regole interne, gli statuti sostanzialmente degli istituti e che cosa essi fanno, producono per la comunità. Da questo punto di vista i ragazzi possono essere accompagnati, aiutati e spinti a produrre delle iniziative che abbiano delle ricadute sul territorio o addirittura immaginare essi stessi la costruzione di una nuova associazione. Allora dovranno individuare l'ambito tematico in cui indirizzarsi, dovranno costruire questa associazione e da questo punto di vista siamo nelle condizioni di coinvolgere anche esperti, in particolare dei CSV, che possono aiutarci e aiutare i ragazzi a meglio impostare il lavoro. Non mi dilungherò sul significato di percorsi di questo genere. È chiaro che un lavoro di questo tipo aiuta i ragazzi ad avvicinarsi al tema della storia, a comprenderne che la storia non è una mera materia, disciplina scolastica che si deve studiare, ma può essere qualcosa di molto vivo e di molto concreto. Faccio solo un esempio, si potrebbe, per parlare del mestiere dello storico, si potrebbe far lavorare i ragazzi sull'internamento degli ebrei stranieri in Veneto nel corso della Seconda Guerra Mondiale, un tema molto, molto interessante, oppure sull'attività partigiana o di alcune formazioni partigiane, oppure farli lavorare su fondi archivistici di altro tipo, come i partiti politici o le associazioni di altro tipo, oppure lavorare su database fruibili da tutti, come quelli realizzati dalla rete degli istituti della Resistenza, penso alle stragi nazifasciste, alle ultime lettere dei condannati a morte, la stampa clandestina, oppure altri database che non abbiamo costruito noi, diciamo così, ma che sono molto importanti, come quelli che riguardano i nomi della Shoah, eccetera. Le fasi tralascio, le fasi di lavoro, ma insomma abbiamo pensato a percorsi che possano occupare una trentina d'ore di attività per i ragazzi. Qual è il risultato a cui potrebbero arrivare? Dal più semplice, apparentemente più semplice, che è la ricostruzione di un archivio virtuale, penso sempre al caso degli ebrei internati, fino alla costruzione di prodotti più complessi, una mappa interattiva, un sito web, un video, una mostra reale o virtuale, dei prodotti di divulgazione. Naturalmente da questo punto di vista dipenderà molto anche dalle competenze degli studenti e quindi dalla loro formazione. Chiaramente se stanno seguendo dei percorsi in cui l'informatica è una materia importante, è chiaro che potranno puntare a sviluppare prodotti di questo tipo, più sofisticati anche. Per qualsiasi informazione basta rivolgersi agli istituti della rete veneta, all'Istituto di Belluno, di Treviso, di Venezia, di Verona e di Vicenza. Gli indirizzi li ho scritti qui, ma basta cercare nel web i nostri siti e poi dopo contattarci per saperne di più e per avere informazioni e per prendere eventualmente degli accordi. Spero di essere stato nei tempi, mi fermo qui e vi ringrazio. Bene,
Ringraziamo il professor Bacchetti e Liveser perché ha illustrato queste opportunità di PCTO che possono mettere in raccordo ricerca storica, socio-antropologica, però ci sono anche opportunità per indirizzi più specificamente tecnici o artistici se pensiamo all'attenzione nei confronti dei luoghi, quindi dei luoghi delle vicende storiche, quindi le prospettive sono davvero interessanti. Restiamo in ambito USR Veneto con il dottor Gaudio, dirigente tecnico, che ci parlerà delle opportunità di PCTO relativamente alla cultura veneta, che è una delle aree dell'Ufficio 2. Prego, dottor Gaudio. Grazie, buonasera a tutti. Provo a condividere 2 slide se riesco. Ok, vediamo un po'. Si vedono? Sì, perfetto. Perfetto. Benissimo. Allora, buonasera a tutti. Storia e cultura del Veneto è un'area nuova che è stata attivata nell'ambito dell'ufficio secondo dell'USR del Veneto a partire dall'anno scolastico 2019-2020. A seguito di un protocollo d'intesa che è stato sottoscritto il 18 ottobre 2018 tra la Regione Veneto e l'allora Ministero dell'Istruzione. E la finalità di questo protocollo era quella di contribuire al miglioramento del sistema scolastico veneto, al miglioramento dell'offerta formativa, proprio per in qualche modo collegare quelle che sono tematiche locali, e quindi di cultura locale, di storia locale, di lingua locale, tradizioni e anche però economia locale, con il curriculum nazionale. Nell'ambito di questo protocollo è stata individuata anche una specifica azione di supporto alle scuole venete attraverso appunto l'allora alternanza scuola-lavoro, che poi, come appunto è già stato detto da chi mi precedeva, si è trasformata nei percorsi per le competenze trasversali e l'orientamento. Ecco, nell'ambito di questo protocollo l'Ufficio Scolastico Regionale del Veneto ha a disposizione 5 docenti della cosiddetta Area 10, quella di Storia e Cultura del Veneto, che appunto hanno il compito di supportare le scuole nell'ambito dei percorsi didattici che vanno a affrontare in quest'ambito e fornire loro appunto supporto didattico nella ricerca, nella formazione del personale e anche nell'organizzazione dei PCTO. Qui ho riportato velocemente attraverso il nostro sito il link all'area Storia e Cultura del Veneto, dove troverete appunto maggiori informazioni rispetto a quest'ambito specifico. Segnalo un catalogo dell'offerta formativa di quest'area che le scuole hanno a disposizione, possono chiedere e ottenere l'intervento gratuito di questi docenti nell'ambito appunto di questi 5 docenti, nell'ambito delle loro azioni didattiche, delle loro azioni curricolari. Una delle azioni didattiche e curricolari prevista è proprio quella di dare il supporto ai PCTO. Chiaramente quest'anno noi ci siamo posti come ufficio scolastico regionale in una dimensione di situazione emergenziale che le scuole, soprattutto le scuole secondarie di secondo grado, stanno vivendo, e quindi abbiamo cercato di strutturare una proposta che andasse incontro proprio a questa situazione che è strettamente collegata con la didattica digitale integrata. Noi sappiamo tutti che le scuole secondarie superiori in questo momento stanno effettuando le attività didattiche appunto attraverso la didattica digitale integrata in modalità sincrona e in modalità asincrona. E quindi abbiamo pensato di strutturare anche i PCTO, che sono appunto comprensivi di tutta una serie di azioni, proprio attraverso la modalità sincrona e asincrona della didattica digitale integrata. Questo cosa significa? Significa che abbiamo immaginato di fare una proposta di percorso che è dedicato all'intera classe, che è gestito da alcuni docenti del consiglio di classe o dall'intero consiglio di classe, e che si sviluppano attraverso una convenzione che viene in qualche modo sottoscritta tra la scuola e l'ente committente. E abbiamo individuato alcuni enti committenti, poi ve ne cito alcuni, poi farò vedere anche
alcune collaborazioni che sono già attive e altre che sono in fase di attivazione, che potranno essere utilmente sfruttate dalle scuole. E quindi abbiamo la committenza con alcuni archivi Stato, con alcune biblioteche, con l'Istituto Veneto con l'Istituto delle Ville Venete, con alcuni musei archeologici, con numerosi comuni, con associazioni con l'associazione per esempio dei Vicentini nel mondo o l'associazione dei Trevisani nel mondo, e il compito del committente è quello di richiedere la produzione di un prodotto che dovrà essere realizzato dalla classe nell'ambito, abbiamo ipotizzato, di 30 ore di PCTO, che verranno appunto realizzate attraverso la modalità della didattica a distanza. Quindi i docenti di classe comunque avranno un ruolo attivo in questo percorso, avranno poi queste classi il supporto di un docente dell'area di storia e cultura del Veneto, che appunto seguirà le attività con un ruolo di tutor esterno, e il tutor interno sarà dato chiaramente dalla scuola che aderisce a questo progetto. E la richiesta di questo prodotto da realizzare potrà essere per esempio un sito internet, una app, una startup, una visita virtuale, un qualsiasi prodotto che in qualche modo possa essere restituito al territorio in cui l'ente opera o in cui l'associazione opera, proprio nella logica del service learning. E infatti una delle metodologie didattiche che verranno proposte nell'ambito dei PCTO sarà proprio quello del service learning, perché pensiamo, soprattutto quest'anno con l'introduzione dell'educazione civica, che gli studenti vadano proprio sensibilizzati verso il prendersi cura del territorio di appartenenza. E quindi partendo proprio da questo concetto del prendersi cura del territorio di appartenenza, abbiamo strutturato alcuni progetti che adesso vi andrò a presentare. All'interno della classe, del gruppo classe, chiaramente sarà compito del tutor esterno, quindi del docente del docente dell'area 10 Storia e Cultura del Veneto e dei docenti di classe, di suddividere la classe in piccoli gruppi proprio per favorire la modalità cooperativa e collaborativa e in qualche modo sviluppare quelle che vengono definite poi le soft skill, e lavorare attraverso delle piattaforme che possono essere quelle in uso della scuola, o G Suite, Teams o altre piattaforme, e fare in modo che ciascun piccolo gruppo abbia un compito ben definito per la realizzazione del prodotto completo. E quindi il ruolo del tutor interno, che è una funzione importante perché è una funzione organizzativa, gestionale, di scaffolding, quindi di sostegno proprio agli studenti e alla realizzazione del loro progetto e alla cura dell'organizzazione del lavoro. E il tutor esterno, che appunto è dato dal docente di Storia e Cultura del Veneto, che funge proprio da collegamento tra la committenza e la scuola, e ha il compito di verificare periodicamente l'allineamento del progetto e lo stato di avanzamento dei lavori con il prodotto richiesto, con le sue caratteristiche, e guarda soprattutto alla ricaduta sul territorio. E infatti perché vogliamo utilizzare soprattutto la metodica del service learning? Proprio perché gli studenti attraverso il service sviluppano proprio la cittadinanza, le azioni solidali, il volontariato per la comunità, e attraverso il learning riescono ad acquisire le competenze professionali e di soft skill che sono importanti proprio per poi sviluppare quella autonomia e quella responsabilità verso il territorio e verso la comunità, che è proprio tipica di una delle competenze dell'educazione civica. Ecco, se ho il tempo di poter condividere anche alcuni, ecco qui, alcuni progetti che abbiamo ipotizzato, non so se si vedono. Li sto proiettando? Sì, sì. Perfetto, eccoli qua. Li elenco brevemente, so che il tempo è tiranno e quindi non mi potrò soffermare su ciascuno di essi come meriterebbero, però è per far capire insomma che il catalogo è molto ricco e che in qualche modo può essere declinato per
tutte le tipologie di istruzione, quindi non è un catalogo che pensa, non so, ad alcuni studenti piuttosto che ad altri, ma è un catalogo che chiaramente va a realizzare un prodotto e quindi in relazione al prodotto che si andrà a realizzare potrà essere adattato ai diversi indirizzi e ai diversi indirizzi e ordini e gradi di scuola. Quindi pensiamo al progetto La riscoperta il forzato abbandono di Asiago, con l'ente committente che è la Biblioteca Statale Monumento di Santa Giustina e il docente referente della radice, il professor Mansi, poi ancora a Fonti, libro dei consigli, traduzione e atti digitalizzati, l'ente committente la Biblioteca di Pieve di Sacco e sempre il professor Mansi come committente. Storia, acqua e navigazione in Veneto, quindi al fine di valorizzare il territorio. Qui la committenza è il Museo della Navigazione, Battaglia Terme, e il Museo Storico della Marina Militare di Venezia. I docenti referenti sono il professor Mansi e il professor Montagnin. La ricerca di nuovi spazi è un orientamento formativo professionale per conoscere anche gli strumenti che in qualche modo possono essere utilizzati nella cartografia digitale moderna e nella georeferenziazione. Here Technology è l'ente committente e il professor Mansi è sempre il docente referente. Vivere l'archivio, vivere la storia, anche qui c'è una valorizzazione documentaria per favorire la conoscenza e la fruizione del patrimonio storico documentale e la committenza in questo caso sono gli archivi di Stato di Padova e di Verona e la collaborazione, quindi la responsabilità di questo CTO è della professoressa Vinci e del professor Mansi. Ancora la grande storia attraverso il museo, e qui c'è sempre questo concetto di valorizzazione documentaria del patrimonio storico locale che abbiamo, e il committente è il museo archeologico e il docente referente è il professor Mansi. Un progetto molto interessante è quello sulle Ville Venete, con appunto la committenza dell'Istituto regionale di Ville Venete, e lo scopo è quello di adottare una villa sul territorio e quindi di farla conoscere anche attraverso il web, con la possibilità di visite virtuali, con la possibilità appunto di schede documentarie che in qualche modo consentono di avvicinare la cittadinanza e coloro che sono interessati a conoscere quella determinata Villa Veneta a questo patrimonio. Il docente referente è il professor Montagnin. Con la professoressa Dallago entriamo invece in un ambito particolare, l'arte che scompare, tavolette e colonnette nella Lessinia, patrimonio dell'umanità. L'ente committente è il comune di Crespadoro Vicenza, e ancora dal Cansiglio a Montevideo una storia di migrazione e ritorno con l'associazione Trevigiani nel Mondo, sempre la professoressa Dallago, l'Elogio dei Cimbri con l'associazione Cimbri dei 7 comuni e la professoressa Dallago come supporto, e, un atto unico dal Puller e il forzato abbandono di Asiago, sempre con l'associazione Cimbri dei 7 comuni, la professoressa Dallago, e la lingua che scompare dal museo al web, sempre con l'ente committente e il sindaco di Selva Progno, e collaborano poi altri enti con la professoressa Dallago. Infine, con la professoressa De Antoni c'è la possibilità di attivare dei PCTO, ne abbiamo alcuni, eccolo qui, il sogno americano, piccole storie di migranti veneti, e quindi comprendere anche dal punto di vista statistico-matematico il fenomeno emigratorio veneto tra il XIX e il XX secolo. Poi ancora 30 giorni di nave a vapore dal Veneto all'America, sempre con l'associazione Vicentini nel Mondo, che è appunto l'ente committente di questo progetto, e molto interessante dal database al catasto austriaco con l'Archivio di Stato di Vicenza e sempre la professoressa De Antoni che funge da tutor esterno. Spero di essere stato nei tempi e sono stato molto veloce, però ecco, volevo dare un'idea di quello che è il catalogo dei PCTO che l'Ufficio Scolastico Regionale del Veneto propone attraverso i docenti di Storia e Cultura del Veneto. Grazie.
Non sento audio, quindi non so se tocca a me. Non sento più nessun audio. Ma noi sentiamo, Parto forse abbiamo quindi. perso il coordinatore. Non sento il coordinatore, quindi ditemi se è il mio turno e quindi attacco volentieri. Sì, parta pure. Va bene, va bene. Allora, buon pomeriggio a tutti. Buon pomeriggio a tutti. Nel mentre condivido lo schermo, ringrazio intanto per l'invito a questo seminario. Dovreste vedere adesso le mie slide. Eccoci qua. Allora, una precisazione d'obbligo. Mi avete presentato cortesemente come responsabile della Camera di Commercio di Treviso e Belluno. Come tale sono del settore studi e orientamento e lavoro. In realtà in questa sede io intervengo a nome di Union Camere del Veneto. Il mio compito infatti è di presentare questo progetto, che è uno dei progetti di punta del sistema camerale in tema di orientamento al lavoro per gli studenti di scuola superiore. Un progetto che è già in atto, è in corso di realizzazione e che mira a creare una connessione sistemica fra scuole, lavoro e università. Tra l'altro, vedete, abbiamo come partnership scientifica l'Università degli Studi di Padova. Perché Virtual Job Day? Spiego subito il senso di questo nome. In realtà c'era un progetto lo scorso anno che si chiamava Job Day che aveva come obiettivo quello di portare i ragazzi nelle classiche visite aziendali a toccare con mano il lavoro. Covid ci ha impedito ovviamente purtroppo di replicare l'esperienza, ma abbiamo girato questo vincolo in opportunità e attraverso la riconfigurazione del progetto in remoto abbiamo offerto alle scuole quello che potremmo definire una piattaforma virtuale di esplorazione dei lavori che cambiano a 360 gradi. Vero, mancherà il contatto fisico con i luoghi di lavoro, il guardare la fabbrica è un'esperienza sempre molto arricchente, ma in realtà vedrete i vari contenuti che abbiamo proposto sono passati dalla visita situata al fornire ai ragazzi gli scenari dentro i quali i lavori stanno cambiando. Partner scientifica fondamentale l'Università di Padova. Tra l'altro il sistema camerale e le varie articolazioni delle Camere di Commercio collaborano assiduamente con tutte e tre le università oggi qui presenti nel webinar. Con Padova, in particolar modo, il direttore scientifico del progetto, lo vedete, è il professor Paolo Gubit del Dipartimento di Economia, insieme a un gruppo di lavoro che vi fa capire anche la macchina organizzativa che c'è dietro, non soltanto le collaboratrici dirette del professore. Un professore, vedete, che ci mette la faccia perché è lui insieme alle sue collaboratrici che tengono le dirette, i webinar, i live streaming con le scuole. Pensate, sono webinar che arrivano ad avere anche 500 ragazzi in connessione e riusciamo anche a sviluppare delle interessanti interazioni con loro. Quel fotogramma peraltro è preso da un webinar con i docenti, perché abbiamo pensato anche di coinvolgere preventivamente i docenti, di coinvolgerli motivazionalmente nel senso del progetto e negli strumenti che offriamo. E poi c'è la macchina organizzativa, noi 5 camere di commercio territoriali che abbiamo i contatti diretti con le scuole. In 2 mesi, poi vedrete i numeri, siamo riusciti a coinvolgere 7.000 studenti in 65 istituti di scuola superiore. E punto nevralgico, Union Camere del Veneto, coordinamento organizzativo, tecnico e amministrativo di tutto questo progetto. Ma penso la vostra curiosità sia sui contenuti. Che cosa c'è dentro il Virtual Job Day? Noi abbiamo proposto alle scuole questo menu declinato in 8 cantieri tematici. 6 di questi 8 cantieri sono complementari alle filiere produttive del Veneto e quindi sono gli scenari
nei quali andiamo a contestualizzare la trasformazione del lavoro nel sistema moda, nel sistema casa, nell'agri-food, non sto a elencarvi, li vedete, ma al tempo stesso gli altri due cantieri tematici sono quei paradigmi che oggi rappresentano una forte discontinuità, che sono i fattori drive del cambiamento, Industria 4.0, ovvero la trasformazione digitale del sistema produttivo, non soltanto riferito all'industria in senso stretto, e l'economia circolare intesa come approccio complessivo a un diverso passo, diversa attenzione alla sostenibilità ambientale. Allora, per farvi solo un esempio, perché ho solo il tempo per un esempio, se noi andiamo a parlare di fabbisogno di termoidraulici, non è soltanto riferito alla quantità, a un mismatch puntuale. Noi cerchiamo di trasferire ai ragazzi il fatto che oggi un termoidraulico è sempre più una figura che deve avere competenze che lo rendono in grado di interagire con sistemi domotici complessi, oggetti interconnessi che fanno le nostre case sempre più intelligenti, e siamo nel pieno del paradigma 4.0, ma funzionale a che cosa? Funzionale ad esempio a un sostanziale, un importante risparmio energetico. Ecco il paradigma dell'economia circolare. Vogliamo aggiungerci di più? Oggi, sempre di più, la domotica può essere concepita, con esempi concreti, a supporto di sistemi di co-housing per anziani, per garantirne la sicurezza, per garantire funzioni di teleassistenza. Nel poco tempo a disposizione, solo per darvi un esempio su una figura che nominiamo in modo classico, il termoidraulico, ma che in realtà gli scenari, i cambiamenti in atto stanno trasformando profondamente, e questo credo che sia importante far arrivare ai ragazzi. Questo credo che sia anche il ruolo del sistema camerale come interfaccia vero tra scuola, scenari e il lavoro in cambiamento. Mi soffermo anche sui diversi oggetti che proponiamo nei Virtual Job Day, perché è vero, lo snodo principale sono questi webinar, questi virtual meeting di 1 ora e mezza, appunto in connessione diretta con l'Università di Padova, e ne abbiamo già fatti, stiamo arrivando adesso col 15 dicembre, arriviamo ai primi 24 webinar. Però i ragazzi nel sito di Union Camere del Veneto possono trovare letture di approfondimento, infografiche, fonti web anche molto importanti internazionali in lingua inglese, in modo che possano farsi un'idea prima e dopo di queste trasformazioni in atto. Pubblicheremo a breve dei job talk con figure emblematiche che rappresentano professioni che segnano la via, per esempio un imprenditore che ha rivoluzionato l'idea del vertical farming, e più altre repository e mediateche in cui appunto possono vedere l'azienda in modo virtuale o sentir raccontare il lavoro in modo virtuale. Vedete le frecce cosa stanno a indicare, e vado verso la chiusura. Vanno a indicare che noi offriamo dei percorsi di apprendimento modulari, aperti, riconfigurabili dalle diverse scuole secondo le loro esigenze di orientamento diverse da istituto a istituto. Chiudo con i numeri, perché davvero siamo orgogliosi di poter dire che in 2 mesi che siamo partiti, da ottobre, chiudiamo questo primo ciclo e ne faremo sicuramente altri. Siamo riusciti a coinvolgere oltre 7.000 studenti. Sono anche numeri parziali, perché i numeri delle adesioni finali, delle partecipazioni finali li avremo ovviamente fatti i webinar. Vedete anche la distribuzione per istituti, il 50% quasi rappresentato da istituti tecnici, però è importante anche la presenza degli istituti professionali, dei licei, 1/4 e 1/4. E qui vedete, ed è l'ultima slide davvero, la distribuzione degli studenti per temi. No, ovviamente prima erano teste, qui sono partecipazioni. Questo dato primo vi dà l'idea che c'è una continuità, no? Dicevo prima, le scuole si stanno ritagliando i percorsi e le classi seguono più cantieri tematici. Secondo, è interessante focalizzarsi sulle prime, i primi temi. Non è un caso che al primo posto le scuole e gli studenti abbiano scelto proprio i 3 paradigmi, ci aggiungo anche la società inclusiva,
che davvero stanno segnando una discontinuità e che in questa discontinuità stanno definendo i lavori del domani. Qui il link al progetto, al sito Unioncamere del Veneto per qualsiasi approfondimento. Vi ringrazio per l'attenzione e per questa opportunità. Buonasera. Perfetto, dottor Callegari, grazie. E passiamo alla parte conclusiva dell'intervento con le azioni dell'USR attraverso le proposte dell'equipe formativa territoriale del Veneto. Cos'è l'equipe formativa territoriale del Veneto? Il Ministero dell'Istruzione, con l'avviso del luglio 2019, ha selezionato 120 docenti in tutta Italia, 9 dei quali per la Regione Veneto, ed attivare le equip formative territoriali come supporto all'innovazione e alla formazione secondo la previsione dell'azione 25 del Piano Nazionale Scuola Digitale. I compiti delle equip formative territoriali, usiamo l'acronimo EFT. Le equip formative territoriali hanno il compito di garantire la diffusione di azioni legate al Piano Nazionale Scuola Digitale e promuovere inoltre azioni di formazione del personale docente vediamo se un attimo se riescono a condividere le slide. Dicevo del compito delle equip formative territoriali che si occupano di sostenere e supportare le scuole attraverso adesso ci siamo. E vedete le slide? Ecco, adesso allora, si vedono le slide? Sì, sì. Benissimo, grazie. Allora, dicevamo, l'equipe formativa territoriale nasce a seguito di un avviso del luglio 2019 con la previsione della legge 107 che aveva introdotto il Piano Nazionale Scuola Digitale, precisamente l'azione 25. I docenti delle equipe formative territoriali sono 120 in tutta Italia, 9 dei quali in Veneto, e le FT appunto hanno il compito di promuovere azioni di formazione del personale docente, potenziamento delle competenze degli studenti sulle metodologie didattiche innovative. Il loro apporto è stato decisivo, appunto è stato rilevante in questi mesi di passaggio prima alla didattica digitale a distanza e adesso di didattica digitale integrata. I docenti della equipe formativa territoriale sono 9, come ho detto, appartengono ai vari ordini, ai vari gradi di scuola e hanno competenze molto versatili. In questa slide vedete delle iniziative di PCTO messe in atto dall'FT come Build Up Your Future, Agenda 2030 e le competenze digitali. Tutti e tre questi progetti sono stati svolti anche in lingua inglese, sono stati messi in atto sia per il Job Oriental 2019 e per le iniziative congiunte Rai-MIUR per il progetto La Scuola in TV, che è appunto partito con l'emergenza sanitaria. Opportunità per quest'anno offerte dai docenti dell'FT, il digitale per l'inclusione, quindi abbiamo anche l'utilizzo della robotica a carattere inclusivo, il service learning, apprendere quindi attraverso il servizio solidale. Queste esperienze sono già in corso in istituti di Verona e di Belluno. Molto importante la sicurezza in rete, quindi i ragazzi hanno l'opportunità di approfondire i rischi del digitale. Sapete bene che
con l'introduzione del nuovo curriculum di educazione civica vi sono i 7 versanti dell'educazione digitale, quindi i ragazzi coinvolti in questi PCTO possono operare anche come formatori a loro volta dei loro coetanei e dei loro familiari. Altre opportunità che i docenti delle equipe formative territoriali possono mettere in atto se contattati dai responsabili delle scuole per i PCTO, l'uso del debate, l'uso dei social network per l'autopromozione, creare fai di te un brand a tutto web, quindi forme anche qui di autopromozione attraverso l'uso consapevole del web, creare i siti web che possano invece documentare le esperienze di PCTO, quindi una meta competenza, vale a dire l'alunno che ha già in essere delle esperienze di PCTO, con il supporto dei docenti dell'equipe formativa territoriale può creare dei siti web che illustrino queste competenze. Altre opportunità sono quelle del team working online, progettazione e costruzione in realtà aumentata e virtuale, la gamification al lavoro e progettare e sviluppare un'app. Apro il collegamento con la pagina dell'USR Veneto. In questa pagina, che rinvia alle attività dell'equipe formativa territoriale, vi sono anche i riferimenti, i contatti dei docenti, dei 9 docenti dell'equipe formativa territoriale. Quindi, come potete vedere, sono distribuiti, quindi questa è la pagina dell'USR, come potete vedere sono distribuiti su varie aree del territorio regionale, abbiamo docenti del secondo grado e del primo grado, quindi potete contattare gli istituti di titolarità dei docenti per concordare e progettare insieme le iniziative di PCTO. Quindi vi ringrazio per l'attenzione e questo è l'ultimo evento patrocinato dall'USR nell'ambito del Job Orienta, quindi saluto tutti i relatori che sono intervenuti, tutti coloro che ci hanno seguito con i device o dai computer di casa, ringrazio i relatori appunto che sono intervenuti, ringrazio la regia tecnica del Job Orienta, la professoressa Menditto e la professoressa Benin, e rinviamo un grosso arrivederci, un grande saluto ad una edizione del Job Orienta 2021, sempre con le partnership dell'USR Veneto e sperando insomma in un più sereno e più concreto ritorno alla normalità. Grazie a tutti. Grazie molte, buonasera. Buonasera, grazie. Buonasera, grazie a tutti. Buonasera. Buonasera, grazie. Buona serata. Buonasera.